Sono le 15 quando su Ceggia cala il silenzio. Il feretro di Andrea Gallo, accompagnato da mamma Rosetta e la sorella Stefania, arriva nella chiesa dove 55 anni fa ricevette il battesimo. Ad accogliere il comandante nel suo ultimo viaggio il picchetto d'onore degli agenti della polizia locale. 1 migliaio le persone presenti, ci sono rappresentanti del mondo istituzionale, delle forze dell'ordine e del volontariato, ci sono il prefetto Sidoti e il questore Simone. Una volta in chiesa, sopra il feretro, ricoperto da un cuscino di fiori, dono della mamma, vengono poggiati il cappello e la sciabola del comandante Gallo. Durante l'omelia, don Alessandro, riprendendo la parabola dei talenti appena letta, ricorda i tanti talenti di Andrea. Era buono e calmo, incline sin da piccolo a vivere per gli altri, e poi il talento per il giornalismo e gli studi letterari e giuridici. I talenti, continua il parroco, che gli hanno permesso di eccellere nel suo lavoro dal 1991, quando inizia la sua carriera nella polizia locale. Andrea ha vissuto il suo lavoro come una vocazione. Un riferimento poi alla malattia che aveva colpito il comandante e che don Alessandro chiama la prova, vissuta come aveva affrontato tutta la vita. Con coraggio, determinazione. Dopo la preghiera della polizia locale tocca al sindaco Mario Conte leggere la lettera scritta dagli agenti della polizia locale di Treviso al loro comandante. Nel 2019, con il suo arrivo a Treviso, ha portato un vento di rinnovamento, ha incarnato l'immagine di un comandante attento alle esigenze della città. Da lei abbiamo imparato lezioni preziose e oggi le promettiamo che continueremo a percorrere il cammino che ci ha indicato. Riteniamo che la parola grazie sia solo un piccolo tributo rispetto a ciò che lei, comandante, ha rappresentato per tutti noi. Comandante, ci permettiamo di rivolgerle un'ultima richiesta. Continui a vegliare su di noi, così come ha sempre fatto. Buon viaggio, comandante. E poi il sindaco Conte a salutare per l'ultima volta l'amico comandante. Quando penso ad Andrea, dice, mi viene in mente la parola vita. Ci ha insegnato che la vita è un dono prezioso, ci ha messo passione, coraggio, sensibilità, amore nei confronti delle comunità e dei corpi di polizia locale, anteponendo il bene comune alla sua salute. Conte ricorda poi l'ultimo incontro con Gallo il giorno prima della sua morte, mentre il comandante era come sempre seduto alla sua scrivania a lavorare. Gli dicevo, comandante Gallo, però promettimi che ti prendi anche cura di te. Il comando in qualche modo ce la fa. Caro Andrea, ti chiedo anch'io, come ti hanno chiesto i nostri uomini del comando, continua a trasmetterci questi valori. Poi dall'altare un annuncio. Dedicheremo al comandante Gallo la stanza che stiamo ultimando all'interno del comando della polizia locale, riservata e dedicata alle donne vittime di violenza. Grazie davvero di cuore al comandante Andrea Gallo e ispiriamoci a lui nel voler conquistare giorno dopo giorno la nostra vita. Onori al comandante della polizia locale di Treviso, dottor Andrea Gallo.